Amici bellini, buon pomeriggio, buonasera, insomma, a seconda di quando lo guardiate l'allardiata questo video, perché la reaction l'abbiamo postata. Ho notato con molta serenità che vi interessa di più l'analisi che la reaction. Le reaction vanno viste da altri youtuber. Cominciamo. Non sono virale nemmeno quando grido anch'issa e mi faccio cacciare di casa, oppure oh si mannaggia tutto così, che secondo me era un bel momento alto di youtubità. Benvenuto Eugenio Merolla e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Quelli che magari hanno più voglia di analisi si iscrivessero adesso, e spero di farvi vedere qualche screenshot che non vi fanno vedere altri, in modo tale che a voi esce il like di apprezzamento e di cortesia. Spostiamoci con una brabam di screenshot tattici e si parte da questa immagine qua che avevo notato a inizio partita. Purtroppo vista a posteriori è proprio l'abbraccio di De Rossi che ringrazia Juan Jesus per aver regalato quel rigore. Tocchettino, purtroppo quando c'è il tocchettino e l'arbitro lo ha chiamato, perché il tocchettino di Juan Jesus veramente minimo, bisogna essere onesti, subito rigore subito, e il VAR deve controllare se effettivamente c'è. Quando c'è non si può cambiare, mentre quello di Kvara, che era un tocco molto più assestato, niente, non c'è niente, e Socio è vicinissimo a Kvara, non c'è niente assolutamente, per fortuna, perché quindi non facciamo discorsi, leviamo il VAR. Per fortuna il VAR è voluto intervenire e qui abbiamo aggiustato un po' la situazione. Va bene, prendetevela con Juan Jesus. Ecco perché poi un certo tipo di narrazione è quella facile per avere consensi, sempre più violenta, sempre più tranciante. Non si vuole vedere, si vuole vedere solo quello che si vuole vedere. Io lo dico che è un'ingenuità clamorosa di Juan Jesus, però lo dite quando invece Juan Jesus con molta calma stoppa, accorcia, non gli ha fatto vedere palla per tutta la partita, e quindi va bene così. L'anno prossimo togliamo da mezzo Juan Jesus e abbiamo risolto, vero? Poi bisognerebbe parlare della questione di Lorenzo Juan Jesus spogliatoio. Questa la dobbiamo affrontare con calma domani, perché usciranno altri dettagli. Ma adesso analisi della partita che a me è piaciuta, ve lo dico subito. È proprio un peccato, perché ieri dovevano arrivare gli applausi del pubblico, perché sono convinto che questo tipo di Napoli qua sul pezzo, anche sprecone, anche impreciso, ma questo Napoli che mette sotto la Roma, una Roma stanca, diciamolo sempre, perché penso sia un'analisi onesta, però questo Napoli qua avrebbe avuto l'apprezzamento del pubblico, e qua dovevano arrivare gli applausi nonostante la non vittoria, però non sono arrivati i fischi preventivi, quindi almeno questo, cioè certi appelli non fanno poi presa su quelli che vanno allo stadio, magari quelli là che stanno sul divano a casa, stanchi, vecchi, quelli sì. Però vi voglio far vedere anche le cose che non mi sono piaciute. Bravi loro sui calci piazzati, veramente bravi, e Calzona lo ripete, lo avevamo studiato, loro la spizzano molto spesso, e qua c'è la prima occasione per Pellegrini, perché la palla arriva da Dybala, qua c'è questa sponda, potrebbe essere Mancini, non sono sicuro. Dopo questa sponda la palla finisce a Pellegrini, c'è un po' di ritardo qua di Osimhen. Salire sulla sponda è lo stesso errore che farà dopo Di Lorenzo, e in quel caso sarà decisivo. In questo caso Pellegrini di testa la butta fuori, quindi graziato Osimhen qua non benissimo, è il nostro miglior colpitore di testa, e qua un pochino in ritardo, un po' in affanno. Però Osimhen fa una partita incredibile, e qua vi voglio far vedere, guardate il tempo, 17 minuti e 36 secondi. Osimhen riceve palla a centrocampo, c'è il nulla intorno a lui. Qua nel frattempo devono salire anche i compagni, perché veramente lo lasciamo da solo e deve fare tutto lui. Guardate quanti secondi passano. Osimhen qua controlla, si lascia Ndicka alle spalle e andrà in avanti verso la porta. Signori, 17 e 47. Quanti sono passati? 11 secondi. E in 11 secondi sono tornati tutti questi giocatori della Roma, ed è arrivato solamente Politano ad aiutare. Osimhen è rimasto da solo a cercare di dribblare, a mettersi a posto il pallone,
nessuno è arrivato, non è arrivato Kvara, non sono arrivati i centrocampisti Anghissà, Cajuste, non è arrivato nessuno, solamente Politano in affanno dopo così. Male. Questo male. Ma Osimhen ha fatto anche una partita di sponde, è venuto dentro al campo, ha cercato di servire assist e in questo caso si era studiato bene che la Roma tiene la linea difensiva abbastanza alta, lancio di Meret per Osimhen che arriva dietro al centrocampo, la palla viene spizzata per il movimento di Anghissà che tutto bene, tatticamente perfetti in questo caso, il problema è che è Anghissà. Vorrei immaginare per esempio un Lindstrom mezzala destra che fa questa cosa di inserimento, perché Lindstrom è uno dei giocatori che abbiamo e che non utilizziamo, ma quello perfetto per questo tipo di giocata lo sapete cosa vi sto per dire, è Elmas, era proprio Elmas che si butta palla al piede, nemmeno Zielinski, nemmeno gli altri. Era proprio Elmas, quello che controlla il pallone, un controllo di testa, un controllo di suola, se la sposta per tirare e qua vabbè puoi fare qualunque cosa, insomma, proprio quello che è. Invece se la allunga un altro pochino e da qui la tira proprio. Mamma mia, dove la tira? Il momento dell'ingenuità di Juan Jesus. Peccato qui che se fosse stato Mario Rui avremmo detto subito Mario Rui di testa si fa mangiare in testa da Christensen, in questo caso è Olivera. C'è una sventagliata dall'altra parte, Olivera tiene in gioco prima Christensen, quando va a contrasto di testa nulla, vince l'avversario, la palla rimbalza qui e poi ci sarà veramente solo, è questione di centesimi di secondo, vedete proprio vanno quasi in contemporanea, però Azmoun lo anticipa. Il tocchetto è leggero, ma l'errore c'è. Quando poi segna Olivera su un buon recupero di palla di Cajuste, quasi un assist quello di Cajuste che toglie palla a Mancini, Olivera tira, deviazione, palombella strana, gol del Napoli, però è il pareggio, non è un gol dove va in vantaggio. E qua, se andate a rivedere i replay, dovete notare Osimhen che li prende a tutti quanti che stanno festeggiando e stanno facendo il minuto di festeggiamento col pallone in braccio, andate a centrocampo, questa partita la dobbiamo vincere. È quella stessa mentalità di Osimhen dell'anno scorso contro l'Atalanta, voglia di vincere, non l'avevamo vista con l'Empoli, ieri l'abbiamo vista, ecco perché dovevano esserci gli applausi se veramente noi tifiamo al di là del risultato, ma sappiamo che specialmente allo stadio non è così. Nel momento il tifoso è logico che è deluso dal risultato, stavi attaccando, vai in svantaggio, partono i cori contro, mercenari, eccetera eccetera, poi ci si calma, c'è l'entusiasmo perché arriva anche il 2-1 e poi la delusione finale, perché il calcio è così. Bella parata di Meret su questo tiro di Pellegrini, dove mi pare ci sia stata anche una deviazione, unico intervento degno di nota di Meret sui gol presi, non è che poteva fare niente. Segnaliamola sta parata. E qua grande giocata di Ngonghe, che è un ragazzo che, se Politano non avesse questa cosa da contratto di essere titolare inamovibile, secondo me Calzona in un'occasione ce l'ha fatto vedere dall'inizio, e secondo me, non dico dalla prossima fino alla fine, ma per l'anno prossimo, chiunque sarà l'allenatore, bisogna ragionare, perché questo ragazzo c'ha talento, è veloce, c'ha lo spunto e c'ha tecnica. Ora, se il prossimo allenatore ha bisogno di tanti rientri e tanta fase difensiva, si farà sempre preferire Politano, che può essere un po' prevedibile ma ce la mette sempre tutta per dare una mano, come faceva anche Insigne all'epoca. Invece vuoi essere un pochino più coraggioso e sfrontato, Ngonghe deve giocare. Qua riceve palla rasoterra da Anghissà, la tocca con il sinistro, se capisci, e si lancia da solo, praticamente la palla continuerà la sua corsa così e poi lui la andrà a riprendere, dando anche parecchi metri di distacco all'avversario. Veramente che qua credo Angeligno, veramente grande giocata, e poi con l'esterno ancora rasoterra serve Osimhen che tirerà Svilar, veramente grande giocata. Per quanto mi riguarda non un gran rigore da parte di Osimhen, perché finisce abbastanza centrale. Qua se il portiere si butta dall'altra parte o te la prende con la gamba, insomma mezza altezza, non un gran rigore. Se le devi tirare centrale, per me va tirata centrale, ma centrale proprio forte qua, in questa zona qua. Se la butti così, se si buttano da quella parte ti hanno fregato, ma bene così.
arriverà anche la canzone sui rigori. E qua le dolenti note, abbiamo visto, vedi se si vede la sostituzione di Ostigard, e al momento del cross che ho sentito Juan Jesus si perde Abraham, sì e no, vi spiego il perché. Qua sì, Juan Jesus è in marcatura su Abraham, c'è anche Anguissa. Segnaliamo per sfizio che Ostigard va qui sul primo palo al posto di Traoré. Traoré lì stava sul primo palo, e vi faccio vedere dopo anche un altro screenshot dove c'è Osimhen che dice: che state facendo? C'è un po' di confusione, ma al momento del cross che finirà in questa zona dove Ndicà salta in testa a Rrahmani, ecco, in questo momento vedete che Ndicà ha preso il pallone, è saltato di testa qui e il pallone sta andando nella zona di Abraham. Qua secondo me resta in ritardo Anguissa, perché poi Juan Jesus ha fatto il passetto. Ragazzi, qua bisogna chiederlo a Calzona: nel momento in cui c'è la spizzata devi salire o devi rimanere in marcatura, perché si marca a zona. Però se fanno la spizzata, Abraham sarebbe stato in fuorigioco nel momento in cui salgono tutti. Chi non sale purtroppo è Di Lorenzo, perché sale Juan Jesus, resta piantato a terra Anguissa, e potrebbe anche essere una cosa positiva, però non è fuori gioco perché Di Lorenzo non è salito con i tempi giusti. E poi ci sarà anche l'occasione per il 3-2 clamoroso finale. Rrahmani, visto che eravamo passati a 3 in difesa, Rrahmani fa il braccetto che si butta dentro proprio alla grande, e lo sta facendo spesso con Calzona e anche con profitto. Vuoi vedere che Rrahmani te lo puoi reinventare, non dico mezzala nella zona di Anguissa, però te lo potresti reinventare mediano, più in là con l'età, se giochi a 2, un Dendonker de Noartri. Qua Rrahmani scende bene, il tiro viene spillato da Svilar che lo respinge alla Caprile, diciamo, si avventa Osimhen sul pallone ma fa un grande intervento in scivolata Mancini e salva tutto il salvabile. Anguissa senza scarpe è sempre un'immagine che vale la pena vedere. Simulazione di Politano, grave. Le simulazioni non sono solo gravi quando le fanno i nostri avversari, sono altrettanto gravi quando le fanno i nostri giocatori. Non mi piace, state rovinando il gioco del calcio. Il giochino che mi piace sempre fare quando batte il Napoli, la mezzala sinistra che deve andare a bloccare il primo pressing che ti fa l'attaccante avversario. De Laurentiis facepalm nel momento del rigore che non guarda, anche questa immagine esilarante. E questo è il particolare che vi dicevo di Osimhen che dice: ma chi state con questi due, che sta succedendo, ma comunque Traoré è appena entrato, insomma c'è stato un momento di confusione, dice state andando veramente. E qua Traoré tutto sconsolato che se ne va, fa gesti plateali per contestare la sostituzione. Se andate a vedere al momento del gol, Traoré guarda anche la palla andare in porta, la vede, non reagisce proprio, non ha nemmeno un momento di stizza, perché che se ne fotte Traoré che il Napoli prende gol. Già non è parte del progetto, già non lo è mai stato, lo è stato per un periodo giusto per fare il dispetto a Zielinski. Dopodiché quando sparisce dal progetto anche lui, la vite, non la vite, la malaria, i problemi, la bassezza, la fortezza, non se ne frega niente, ed è giusto che non se ne freghi assolutamente niente della maglia e della posizione del Napoli. E si vede proprio qua, sconsolato in questa zona, che al momento poi del gol si gira un attimo e continua a camminare perché il fatto giustamente non è suo. E da qui purtroppo mi hanno anche taggato su Twitter: ma vedi che il piede sta davanti. Adesso vi faccio vedere con una grandissima tecnologia. Come vedete è in linea, più avanti così non si può fare ovviamente così, e non mi fido tanto, devi scegliere il frame, lo sappiamo, ma del fuorigioco semiautomatico fidarsi o meno, dobbiamo andare avanti, non possiamo crearci il problema del fuorigioco semiautomatico. Se ci volevano penalizzare, avrebbero potuto non darci il rigore su qua, per spiegarci, insomma, così rimanevi sull'1-1. Qua lo dobbiamo semplicemente accettare, devi salire con più foga, devi stare sul pezzo purtroppo Di Lorenzo, e non ci sta. Insomma, andiamo a vedere un po' i voti. Con un'analisi tattica ci spostiamo al campo. E i voti possono sempre far discutere, ovviamente uno deve sintetizzare quelli che sono i propri pensieri. Do 6 a Meret perché fa quella parata e poco altro. Do 5 a Di Lorenzo, un po' perché non sale, purtroppo lì il gol è responsabilità anche sua, ma per Di Lorenzo è
e il voto al capitano che non protesta mai, anche quando non fa fallo, gli chiamano un fallo contro e lui mosso insomma mesto, ecco, come nel terzino che teneva il Napoli un po' di tempo fa, mesto, se ne ritorna senza mai protestare, senza mai mettere pressione ad un arbitro tremendo, che dicono sempre Sozzo il più bravo di tutti, arbitro tremendissimo, uno dei peggiori. All'arbitro diamo 5 e ciao. 5 a Di Lorenzo, 5,5 a Rachmani perché si fa mangiare in testa un'altra volta, però poi diventa partecipe nella fase offensiva, quindi gli diamo 5,5, giusto per farlo salire un po' più in alto rispetto a Juan Jesus che si prende 5, anche lui responsabile, e diamo 6 ad Olivera che va come il burro in un paio di occasioni, se lo fanno in difesa, perché poi la forza di Olivera deve essere in fase difensiva e non lo è stato, perché se lo sono fatti in dribbling e se lo sono fatti di testa, però poi ci mette lo zampino perché segna con quella deviazione e ci tiene a galla, quindi 6 ad Olivera. Anghissà 6 perché la partita la fa Anghissà, ieri una partita da Anghissà che mi piace, non eccezionale ma molto presente, molto dinamico, si mangia il gol, anche lì si perde Abram ma quella era una cosa positiva. 6 in generale, perché è un giocatore che vale 7,5, vale 8 nel campionato italiano, lo deve fare meglio, e se non qualche gol pure per a me devi prendere la porta, onestamente. 6 a Lobotka, anche lui in grande affanno, per me resta sufficiente l'apporto che dà alla squadra, e voglio dare un 6 più a Cajuste perché fa una partita dignitosa, non ha la qualità del grande centrocampista inventore di gioco, però sta lì, accompagna, tocca il pallone, non fa grandi errori e entra con quel contrasto nel gol che fa Olivera. Politano 5,5, un po' la differenza quando entra Ngonghe si sente, onestamente, e do 7,5 a Osimhen che fa una partita completa, straordinaria, e fa anche il gol, e 6,5 a Kvara che ci prova in tutti i modi, arriva anche al tiro più volte, dribbling riusciti, e poi guadagna il rigore che aggiusta tutto. Voglio dare 6,5 pure a Ngonghe che è entrato bene e che merita di giocare di più, non do voto a Raspadori, non posso dare voto a Traoré e a Ostica, e a Calzona non gli ho mai agli arbitri, agli allenatori non ho mai dato voti e quindi non comincio adesso, ma dall'anno prossimo cominciamo a dare i voti anche agli allenatori, se però li fanno parlare, perché se non li fanno parlare è difficile capire come li dobbiamo giudicare. Insomma, io metterò sempre la parola Conte in tutti i video, o nella thumbnail o nel titolo stesso, perché è l'unica cosa che interessa alla maggior parte dei tifosi. Denunciatemi, io me scriverò Conte o scriverò nomi di altri allenatori anche quando l'argomento del video è diverso, perché è l'unica cosa da fare. Approfondiremo, se vi iscrivete al canale, se lasciate il like che dovete lasciare, approfondiremo la questione spogliatoio di Lorenzo, Juan Jesus, senatori, Anghissà, gente che non voleva fare il ritiro, Di Lorenzo che lo appoggiava, Calzone che voleva andare. Il ritiro serve, non serve, non cambia nulla secondo me, è un modo che ha la società un pochino per dare soddisfazione ai tifosi insoddisfatti con i giocatori. Se sono giocatori mercenari, ritiro, come che è una punizione. Calzona dice non deve essere punitivo, deve essere produttivo. Interessa poco, hai la settimana tipo, quindi ritiro o non ritiro, hai tutto il tempo per preparare la partita. Il Napoli la partita l'ha preparata molto bene, ma questo è quest'anno. Grande prestazione con il Monza, convincente con gol, prestazione buona col Frosinone, ma sono mancati i gol necessari. Male con l'Empoli, bene con la Roma, vediamo con l'Udinese, aspettiamo, perché è l'imprevedibile. Il Napoli è in questo momento è una squadra assolutamente imprevedibile, capace di fare grandi cose perché lo ne è capace, ma anche capace di staccare la spina, di non stare al 100% concentrata e di prendere gol stupidi, evitabili. Da New York, Valerio Frudo è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi ho chiesto i like e le cose varie, voi fate il vostro gioco. Conte!